Oh vecchio! Ti ricordi tu? C'è una salita. Buia c***o! Ho visto il video del sì, adesso qua devo farne uno. Dai Vincenzo, Ale! Dai Vincenzo, Ale! Eccolo! Cosa fai? Hai un YouTube? Sì. Sta per passare la maglia rosa. Sta salendo anche lui tanto bene. Un motivo in più per spingere. Guardate, guardate che bello. Grinta! A manetta, dai che andiamo! Buongiorno, ciao a tutti! Indovinate un po' sullo strada di corsa, vi sto portando nella cronometro del vino, esattamente, quella che vi ho fatto vedere nel mio canale, vi ricordate? I ciclisti ovviamente avranno delle appendici e in questo tratto di rettilineo saranno già con le mani sulla parte centrale. Devo far presto perché in base ai miei impegni sono riuscito a ritagliarmi del tempo, l'ho fatto soprattutto per voi perché potevo guardarla a casa e adesso scappo perché alle 15:10 parte Vincenzo Nibali e dopo arriverà sul muro del Ca del Poggio. Devo andare anche di corsa perché manca veramente poco finché la caviglia mi tiene magari e quindi ci siamo. Mi auguro di trovare qualche pazzo tifoso, qualche tifoso un po' colorito, così ci facciamo due risate. Ovviamente non posso non buttarmi in mezzo, fare qualche intervista, fare due chiacchiere solo per voi, mi raccomando. Quindi iscrivetevi subito al canale e mettete già un like, ovviamente per la fiducia, no? Ragazzi, come vedete il clima rispetto al mese scorso che vi ho documentato la tappa è un po' cambiato. C'è questo paesaggio autunnale, queste foglie oro e siamo nel cuore della terra del prosecco. Hanno vendemmiato, periodo di vendemmia, e quindi siamo proprio protagonisti di un'annata 2020 di prosecco che ricorderemo anche per il passaggio del Giro d'Italia. Vedete, ci sono anche già ciclisti che vanno e vengono, quindi si sente anche il rumore dell'elicottero, delle riprese televisive. Ragazzi, ci siamo, ovviamente stile MCM, dai che andiamo. Ricordo ovviamente che l'accesso al muro del Ca del Poggio oggi è esclusivamente all'accesso pedonale, quindi niente auto parcheggiato distante. Da qui mi sto recando a piedi al punto cruciale di questa tappa e non vedo l'ora di documentarvela e portarvi un mio parere. Carichi, e evidentemente loro hanno parcheggiato prima della chiusura delle strade che va dalle 8 alle 18. Ecco lì l'elicottero per le riprese televisive e una tappa entusiasmante. Come vedete siamo arrivati, c'è già molta affluenza. Ecco il GPM e punti valevoli. Ricordiamo che è un GPM di quarta categoria, ci sarà da divertirsi, molta gente. Vedete, si va di là e dopo si prosegue. Bellissimo. Adesso andiamo a prendere il punto più difficile di oggi, 19%. Come nel video che vi ho postato, andiamo alla caccia del punto più duro. Si vola, si scende di qua. Vi ricordate la casetta rosa? Dobbiamo fare un giro un po' all'esterno, però direi che ci siamo. Il punto più difficile è di qua. Guardate, c'è già chi è passato. Sì, un attimo che salgo e poi ci vediamo. Punto più duro, ricordiamo, di là, come vi ho fatto vedere. Dobbiamo arrivare alla casetta se ci riesco e alle 15:10 partirà favorito numero 1 Vincenzo Nibali. Speriamo di beccarlo nel punto più duro. Guardate che tifo, guardate che tifo, che sportività oggi. Veramente da quando ho fatto io il video qui c'è 200 volte la percentuale di persone che c'era quel settembre. Dopo che io e Valerio Conti abbiamo fatto la ricognizione, veramente una gran prova oggi di sportività per tutta la provincia di Treviso. 50 metri al GPM e poi via verso Valdobbiadene. Della tappa di ieri a Monselice, anche quella ve l'ho documentata sui miei video. Ecco Ineos, Filippo Ganna
ieri ero lì altra track Segafredo con l'ammiraglia UAE Emirates. Proviamo ad andare dall'altra parte, forse riusciamo ad andare nel punto più critico con la 19%. Ovviamente dovrò mantenere la mascherina per tutto il periodo, però spero l'audio si senta. Vediamo qui chi sta per arrivare all'interno, come vedete GPM, uomo Villella, Davide Villella del team Movistar. Tra 7 minuti circa partirà Vincenzo Nibali, ore 15 e 10. Sta per arrivare un uomo Ineos Grenadier, sta arrivando un uomo EF Drapac. Vediamo se arriviamo dall'altro nel punto critico, altrimenti ci tocca stare qua quasi allo scollinamento della salita. Appunto siamo quasi vicino alla chiesetta, sempre un uomo Sunweb. Stiamo andando verso il punto più difficile, quello al 19% di pendenza. Ecco la casetta rosa e qua sarà il fulcro. Ecco, come vedete vi porto nel punto più bello. Qui ricordiamo 19%, sta passando un corridore. Lotto Soudal, ale. Ed ecco la casetta rosa che vi avevo fatto vedere, è bellissimo. Ben Swift, eccolo, della Ineos. Ve la ricordate questa casetta? Quando avevo trovato classe 1936, 84 anni, che ha scollinato qui Beppi Ruotolo. Ragazzi, è appena scollinato classe 1936, ben 84 anni. Beppi Ruotolo. Beppi Ruotolo, che Io terzo. Io è la prima volta che faccio il muro del Ca del Poggio, ma Beppi... Io è la quarta volta. Quarta volta, è come la prima volta, becca sempre. Veramente bei ricordi e oggi siamo qui al Giro. Allora oggi dovete sapere che abbiamo Vendrame e Manuele Boaro che corrono in casa, e questa è una scritta dedicata a lui. Ecco. Vai Fabio! Ale Fabio, ale! Mamma mia, veramente bello. Quindi sono contento di aver fatto un video utile, utilissimo, ed è bellissimo vedere i corridori, ma tutto questo effetto di pubblico. Io dalla provincia di Padova e soprattutto dalla provincia di Treviso siamo qui a tifare il bel ciclismo e lo sport. Zura farà al 100% questa salita perché dovrà prendere i punti sopra il GPM. Siamo circa 300 metri dal 350 dal GPM, quindi darà tutto adesso. Scendiamo sempre, andiamo a vedere il punto più critico, andiamo un po' a divertirci. Tra poco passerà. Guardate quante scritte. Quando ho fatto il video io non c'erano tutte queste scritte, però adesso ci sono, perché ovviamente sarà un motivo in più e darà incentivo ai ciclisti di pedalare di più. Quindi bellissimo. Anche Friuli Venezia Giulia, vedete, domani si arriverà proprio in Friuli, a Piancavallo, dove nel 98 Marco Pantani stravinse. Ragazzi, come vedete siamo all'inizio della salita di Piancavallo e guardate là, già dedicata una gigantografia a Marco Pantani, per poi determinare una vittoria al Giro d'Italia che ha copiato Giri Tour ci portiamo tutti dentro al cuore. Guardate che tifo, è questa la vera anima del ciclismo, del Giro d'Italia, l'ignoranza. Dai che andiamo, ale. Forza Jacopo! Ale! Quello comunque è il ristorante e questo è il fan club, diciamo, curva sud di Andrea Vendrame. Guardate le bandiere, scendiamo ancora. Qua siamo all'interno proprio della curva. Guardate, mi fermo un attimo qua per vedere il tifo che fanno con le campane. Mamma mia, pezzi unici questi, pezzi rari. Guardate, sentite che tifo, è il motivo in più per spingere. Guardate che bello, guardate l'anima sana del ciclismo. Spero di trovare altri nuclei, altri ultras all'interno sempre del Ca del Poggio, giù scendendo al 19%, perché qui siamo al 16-17%. Dopo vi porto al 19%. Ale.
Sta passando Matteo Fabro. Guardate che tifo è Matteo Fabro. 52 kg. Un uomo a G2R. È veramente dura. Ricordiamo che il muro del Ca del Poggio è gemellato col muro di Grammont, come vi dicevo nello scorso video, muro famoso in terra belga, ma oggi siamo solo qui, muro Ca del Poggio. Guardate come si sale, guardate come salgono, guardate. Johan Castrovieco aveva le mani, ve lo garantisco, aveva le mani in presa centrale lì, quindi stava spingendo e ovviamente vorrà far bene oggi. Comunque ricordiamo che sono le 15:15, è partito Vincenzo Nibali, quindi tra pochi minuti passerà sul muro qui del Ca del Poggio. Guardate scritte, tornante che faranno, ecco un uomo CCC Sprandi, farà il tornante e poi alla fine, guardate che tifo qua. Oh vecchio! Ti ricordi tu? C'è una salita. Muia Io molto bene. Bene, ho visto il video del sì, adesso qua devo farne uno. Ex compagni di squadra, work service Brenta. E il fratello con un certo Luca Scinto. Porca miseria, tanta roba. Cosa dici di tuo fratello? Dici qualcosa? Sorbevi l'acqua. Prima esperienza, contentissimo. Sta facendo anche un bel giro secondo me. Vedremo le prossime tappe, dai. Oggi puntava, però secondo me era un po' tanto dura. Diciamo che giocava quasi in casa. Mercoledì gioca in casa. Sì, mercoledì. Va bene. Buona tappa. Grazie, ciao ragazzi, ciao. Ragazzi, 500 metri all'arrivo. Sto scendendo verso al punto al 19%. Ecco un uomo Movistar. Forza Ale. Dai. Guardate anche tifosi anche qui per Pippo Ganna, solo Watt per il nostro portacolori e campione del mondo. E anche Alonso. Facendo due calcoli dovrebbero mancare 15 corridori all'arrivo, però ovviamente li documenteremo quasi tutti. Quello che non dobbiamo farci scappare sarà Vincenzo Nibali, uomo capitano del team Trek Segafredo. Ma guardate che tifo, che tifo ragazzi. Io ve l'avevo già buttata nello scorso video e vi ho detto che qua secondo me si disputerà un mondiale di ciclismo tra qualche anno. Guardate come sta salendo. Ale. Mamma mia, determinante, pendenza, ma guardate anche che tifo, il tifo sano, tutti stanno applaudendo, veramente bellissimo. Attenderemo anche la partenza della maglia rosa del portoghese della De Koning Quick Step Almeida. I tifosi continuano per tutto l'arco della salita, guardate, è veramente pieno, veramente tribune naturali e mamma mia, punto cruciale. E loro verranno su da lì, Conegliano ragazzi è di là, come vi avevo fatto vedere nel mio video. Anche qua tanto tifo, vedete? Ale. Bici normale, dopo a destra bici da cronometro. Comunque guardate la pendenza, non so se dal video riuscite a vederla, però è veramente tanta. E 34 km e 100 metri, l'importante è non dare tutto fino alla fine del GPM, perché poi mancheranno una ventina di chilometri, mancheranno più di 25 km al traguardo, una ventina di chilometri abbondanti, ed è lì che si determina chi vincerà oggi. Tutto è adibito a rosa oggi, anche questa macchina. Stanno continuando ad arrivare gli uomini, come vedete Movistar, guardate che tifo. Ale. Vai. Via Pascoli anche per un uomo Ineos Granadier, ed è incominciato l'inferno trevigiano. Tanti applausi, molto l'incitamento, veramente l'affiatamento, la sportività. Ale, forza. Geoghenaert. E continuano, come vedete, anche le scritte per terra, l'incitamento per far capire che siamo sì al muro del Ca del Poggio. Guardate che tifo.
Ecco l'elicottero delle riprese, vedete? Punto critico, punto duro, questo 19%. Ale, 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 ale. Come vedete è la strada che si arriva da Conegliano e poi si gira a sinistra per via Pascoli e poi ragazzi batte sui denti. Ve la ricordate nel mio video? Mamma mia, altro meteo, faceva un po' più caldo, eravamo io e Bembe e Beppi Ruotto l'ho poi trovato alla fine sulla chiesetta del ristorante Ca del Poggio. Per oggi veramente un appuntamento internazionale. Un uomo, guardate, ale, 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 Jakob Fuglsang, vedete, iniziano già gli uomini di classifica, inizierà anche Vincenzo Nibali del team Trek Segafredo e ovviamente l'elicottero sta documentando la tappa del danese. Ragazzi, Fausto Masnada del team De Koenig Quick Step sta dando, potrà essere un uomo da grandi giri per il futuro. Guardate che tifo, ale, 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 dai, dai Fausto, ale, ale, ale. E in corso di 2020 ha cambiato team perché il team precedente aveva problemi legati allo sponsor, adesso è con la Quick Step e speriamo faccia bene, abbia un team che lo supporti alle spalle. Ale, 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 ale. Rafael Maica, vi ricordate, ve l'avevo detto che secondo me poteva giocarsi il podio, era un outsider e oggi potrà far bene. Guardate come stanno salendo veramente, cioè guardate che potenza, veramente stanno sviluppando watt. Guardate il tifo, quello sano, miglior giovane, vorrà portare sicuramente la maglia fino a Milano, Hindley. Ovviamente il miglior giovane è la maglia rosa, Almeida, il portoghese, e quindi sta indossando l'uomo della team Sunweb la maglia di miglior giovani, la maglia bianca. E guardate che tifo, guardate che energia da qui, si capisce poco ma è 19%. Guardate che tifo, guardate, ale, 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 ale. Patrick Conrad. Lì state vedendo Vincenzo Nibali scortato dalla scorta, ammiraglia, telecamere al seguito e poi ovviamente lì l'ingresso muro Ca del Poggio. Sta arrivando Vincenzo Nibali, favorito numero 1, ha portato a termine grandi giri, eccolo qui, eccolo che sta arrivando, guardate che tifo, guardate che tifo. Ale! Ale, dai Vincenzo! Dai Vincenzo, Ale! Dai Vincenzo, Ale, dai, dai! Che tifo veramente, strada quasi bloccata, non si vedeva niente, però speriamo che gli porti fortuna questo tifo. Eccolo lì che sta scollinando, 600 metri all'arrivo, speriamo bene. Sta passando Domenico Pozzovivo, Lucano. Guardate che tifo, guardate come sta salendo ragazzi, sta salendo veramente forte, sta salendo a manetta, dai dai Mimmo, è salito veramente forte, ha aggredito le prime rampe del muro del Ca del Poggio, speriamo possa far bene, speriamo davvero possa far bene. Eccolo, ancora sui pedali, è partita la maglia rosa, Joao Almeida, tra poco sta per arrivare. Cosa fai? Hai un... Sì. YouTube? Sì. Come si chiama? Guardate che tifo, sempre tifo, tanti applausi. Campione spagnolo a cronometro, Wilco Kelderman. Eccolo, 100 metri al passaggio qui. Guardate che tifo. Pedali 19%, si è appena seduto,
Ecco, vedete da lì la polizia che sta scortando la maglia rosa Joao Almeida. Sta per passare la maglia rosa Joao Almeida. Ecco la staffetta, eccolo. Guardate che tipo, sta salendo anche lui tanto bene. Joao Almeida, la camera Rai. È l'ultimo corridore, è passato l'ultimo corridore. Vedremo a Valdo Biadene che cosa succederà. So abbassarmi la mascherina perché adesso sono da solo e quindi vicino a me non ho più nessuno. E abbiamo visto veramente un tifo da stadio. Dai Vincenzo, Ale! Dai Vincenzo, Ale! E i tifo che si può vedere in Belgio o in classiche veramente importanti, in classiche storiche. E abbiamo visto che dopo Almeida ovviamente stiamo andando via tutti, come potete vedere, tutti a casa. E domani la tappa che arriverà a Piancavallo, dove Pantani nel 1998 trionfò per poi vincere il suo primo e purtroppo unico Giro d'Italia. Per chi non se lo ricordasse, vi ricordo di iscrivervi anche al mio canale Telegram, @ Manuel Cosimo Muglia, in modo da non perdere i miei video, perché magari può sfuggirvi qui su YouTube un video, però magari su Telegram magari andate a scorrerli lì. Ovviamente se il video ti è piaciuto lascia un bel mi piace, iscriviti al canale e dai che andiamo.